9, 10, 11 dicembre. Transistor, noi veniamo dal futuro. Vi aspettiamo in questo piccolo festival di 3 giorni dedicato ai ragazzi, un festival dove ci saranno spettacoli, laboratori, mostre e tanta musica. Saranno 3 giorni dedicati quindi a chi arriva dal futuro, a chi comunque si sente che il futuro gli appartiene. Questo è un progetto che è curato dal Casadie Teatro insieme soprattutto a un'altra associazione che opera qui alla Vetreria che si chiama Cemea, e saranno appunto 3 giorni che vedranno i ragazzi protagonisti di una serie di laboratori creativi. Ci saranno laboratori dedicati alla musica dove i ragazzi verranno invitati proprio alla registrazione e alla produzione di materiali audio, di grafica, su t-shirt e magliette, di teatro proprio, di danza, e a questi eventi di laboratorio che occuperanno la giornata di sabato e domenica si alterneranno incontri, riflessioni e spettacoli. Il tutto inizierà venerdì con lo spettacolo Rumore Bianco, che sarà, come dire, l'ultima messa in scena del laboratorio dei cuori di panna smontata del Casadie Teatro, che sarà uno spettacolo che vedrà coinvolti circa 24 ragazzi che cercheranno in qualche modo di raccontare, farci sentire più che raccontare, quelle che sono le problematiche che magari loro ogni giorno oggi affrontano. Il giorno dopo partiranno i laboratori e alle 17 ci sarà un incontro 9 minuti dal futuro, dove diciamo che incontreremo alcune persone che proveranno a raccontarci come loro vedono il futuro per i nostri figli, per i ragazzi d'oggi. Dopodiché ci sarà una mostra intitolata Cartoline dal futuro, un altro piccolo laboratorio creativo ma partecipativo più che altro, che si intitola Gioca chi di bassa Sora, che sarà un laboratorio di giochi da tavolo in lingua sarda, per chiudere poi con un intervento live a Radio X con sudj.com con Alessandro Pintus e Michele Azzori, che faranno una trasmissione che parlerà di musica sarda e di DJ esclusivamente in lingua sarda, in diretta live dal nuovo spazio di Radio X Alex Ma. La domenica invece ci sarà la conclusione dei laboratori con un momento aperto al pubblico e ospiteremo in un evento molto importante per noi chi secondo noi comunque farà parte sicuramente del nostro futuro, che saranno i giovani immigrati minorenni, che sono ospiti di varie associazioni cagliaritane che sono sbarcate negli ultimi mesi. Anche con loro sarà un incontro, spettacolo, nel senso che loro da qualche settimana stanno lavorando per partecipare a questa manifestazione, e quindi incontreremo loro domenica alle 17 in questo piccolo incontro spettacolo. La manifestazione Transistor infine si chiuderà col concerto degli assalti frontali di Dr. Dre e CRC Posse, dove presenteranno il loro ultimo disco 1000 gruppi avanzano, mentre invece Dr. Dre e CRC ci presenteranno praticamente quella che sarà l'inizio del loro nuovo disco. Sicuramente mi sarò dimenticato qualche cosa in tutto questo, però potete trovare il programma su internet, lo potete trovare come dépliant cartaceo nella vostra scuola, ovunque. Grazie, vi aspettiamo tutti.